24 luglio 1930. Verso le 11 di oggi si è sentita una violentissima tromba di aria che ha percorso la vasta zona compresa tra Venegazzù, Volpago, Selva, il Montello, Nervesa, attaccando poi il Piave. Essa è passata a Colfosco e Susegana. Sono stati divelti tutti grossi platani per oltre 200 metri della strada provinciale. I pali telefonici e telegrafici sono stati strappati. Le masserizie delle case abbattute asportate dal vento e sepolte sotto le macerie, come pure la maggior parte del bestiame. Quasi 90 anni fa, perché ricorre proprio in questi giorni il 90esimo, c'è stato questo ciclone, noto proprio come il ciclone del Montello, uno degli eventi atmosferici più violenti che ci sia stato in Europa nell'ultimo secolo, nel secolo precedente, diciamo. Un evento, come dicevo, di grandissima potenza, si parla di venti addirittura a 500 km orari che hanno provocato una devastazione totale nel territorio. Mia madre che ha vissuto quell'evento in quanto ha visto in diretta da bambina la caduta della sua casa. Diciamo che il 24 luglio 1930 tutto questo territorio, partendo comunque da Bassano e finendo fino al Celina Meduna, venne interessato da un fortunale di proporzioni mai viste fino ad ora. E attualmente, come diceva il nostro sindaco, in Europa non si è più per fortuna abbattuto. Diciamo che l'evento atmosferico poté fare dei gravi danni anche per la struttura edilizia molto povera per quei tempi. Si abbatté anche in una situazione sociale e economica molto grave in cui la popolazione si risollevava dopo la Grande Guerra in questa miseria. C'è da aggiungere poi che nel 23 luglio alla sera si abbatté nel Montello una violenta grandinata. Quindi, al di là della situazione della violenta grandinata, il giorno dopo si abbatté alle 13:15 questo violento tornado, perché il termine corretto sarebbe tornado. A un certo punto si è levato un vento molto forte, e girando l'occhio a ovest, diciamo, verso Volpago, mi sono accorto che c'era qualcosa che volteggiava nell'aria. Dico, ma cosa può essere questa cosa? È strano. E a un certo punto mi sono accorto che si trattava di travi, di cose del genere, di case abbattute che volteggiavano l'aria. Si credeva la fine del mondo là. Era una roba che fa paura. In pochi minuti, adesso era bel tempo così, dopo una decina di minuti mi è su questo gran temporale che fa paura. Mi accorgo che il tempo diventa scuro. Sento una voce da mio padre che mi chiama e mi dice: Bruno, corri subito che ti farò vedere cosa avviene verso sud. Mi prende per mano, mi porta al piano superiore e mi fa vedere dal balcone. Vedo questa immensa nuvola con questa scia che andava giù, che toccava fino a terra. E vedevo lampi, sentivo tuoni. Ma è stato un attimo. È un attimo. E tanta paura, mi diceva. Sì, tanta paura. Perché era proprio tutto nero. E parlava anche di rumori, Il vento, perché anche le finestre le si muoveva, ma è stato un attimo. Fu un evento rapidissimo perché praticamente insorse abbastanza rapidamente, le correnti d'aria si incrociarono verso le bocche del Brenta a sud di Bassano, si incanalarono in un percorso che negli anni poi abbiamo visto che purtroppo si è ripetuto, anche recentemente verso Valla di Riese, quindi si incamminò verso Riese, Vallà, praticamente andò a Caselle di Altivole, prosegue verso l'edificio, zona edificio di Caselle di Altivole, andò su per Sant'Andrea di Montebelluna, San Gaetano, Santa Eurosia, Martignago Basso, Borgo San Carlo, Pedemontana di Giavera, Nervesa, Sovilla, saltò il Piave, cadde da capo verso Susegana, in cui fece parecchi danni, e piano piano perse forza fino a Sacile. In tutto questo percorso provocò quasi 84 morti, di cui 9 solo nel comune di Volpago.
numerosi feriti, una notevole distruzione e moltissime famiglie proprio prive di vitto, di alloggio, di sostegno, nella più pesante miseria. Il tornado ha la caratteristica particolare di raggiungere dei venti particolarmente intensi laddove si va a verificare questo fenomeno, e soprattutto è determinato da valori di pressione particolarmente bassi. Addirittura nel centro della fase, diciamo, di maggiore ciclogenesi abbiamo dei valori di pressione anche inferiori a 900 ettopascal, appunto i cosiddetti valori di pressione, e il vento può raggiungere anche addirittura o addirittura superare i 500-600 km all'ora in pochi minuti. Molto fanno l'umidità e anche l'instabilità dell'aria. Maggiore è l'energia anche accumulata nel corso del tempo, maggiori sono gli indici di instabilità che vanno a esaltare questi fenomeni. Infatti il tornado, diciamo, si genera da un temporale che potrebbe anche inizialmente risultare di intensità moderata o anche comunque forte, ma comunque senza destare particolare preoccupazione, e poi appunto questi indici di instabilità possono, diciamo, concatenarsi anche con delle convergenze, quindi di venti contrapposti al suolo, quindi di diversa natura, che vanno a esaltare questo tipo di fenomeni. E questa diciamo, situazione potrebbe sì ripresentarsi nel tempo. Tra l'altro anche sotto l'aspetto orografico il Veneto rappresenta in Italia la regione in cui questi fenomeni estremi hanno una maggiore probabilità di verificarsi rispetto a tutte le altre regioni italiane, proprio perché l'orografia appena detto del territorio, quindi la situazione morfologica, orografica appunto di come è strutturato, vanno a predisporre questo tipo di fenomeni con maggiore facilità.